la disperazione, la muffa. Quella è muffa. Quindi presumo che qua dentro, che è vuoto, ci sia muffa. Se c'è qua all'esterno e anche sul pomello, qua dentro c'è muffa. Qua è dove tengo tutte le agende. E là sotto c'è tutta muffa. Le agende, questa colla a caldo con i glitter. Cioè, è tutta muffa. Cioè, pensavo che qui, quest'angolo qui, diciamo, non fosse proprio così umido. In realtà, già quando c'era il mobile quello lungo, si formava un po' di muffa qua dietro. Però pensavo che questo non... Pensavo che non venisse muffa su questo qua. E invece c'è la muffa. Sono molto felice. Adesso provo a guardare anche dietro. Perché se lì c'è muffa... No, lì c'è un qualcosa per terra, ma non so cosa sia. In realtà qua dietro non c'è muffa, però c'è muffa qua. Ecco, guardate qua, tutto il mobile. Non ci credo. Che palle, ragazzi. È per quello che io la scrivania l'ho voluta alzata da terra. Ho preso questa qui di Ikea. È per quello. Quello è un difetto di fabbrica. Sì, l'hanno fatto male il pezzo. Vabbè. Questo l'ho pulito tutto con l'aspirapolvere. Ho messo i fiori un po' più primaverili. E ho deciso di metterli già adesso fuori. Poi se dovesse nevicare di nuovo, amen. Però intanto fanno un po' di colore. Non li ho messi centrati perché poi quando c'è vento se no cadono giù. Se invece sono tutti da una parte sono più resistenti. Non so come fanno muro tipo e resistono al vento. Vabbè, adesso questa la metto qua per terra. C'è un miracolo che il tiragraffi non abbia muffa. Cioè ha preso la muffa quel mobile lì e non il tiragraffi. Quest'angolo di solito è il peggiore per la muffa. Non lo so, ragazzi. Vabbè, dai. Almeno ho dato una pulita. Adesso rimetto tutto come era prima. Stendino. Adesso vado di là, pulisco il poggiolo dalle cacche degli uccellini e poi stendo la biancheria che la lavatrice è finita. E dovrebbe starci anche poco ad asciugare quella roba. Comunque continua a essere tutto nuvoloso. Sì, adesso c'è il sole, ma continua a essere abbastanza coperto questo cielo. Ma speravo in una domenica un po' più bella, però c'è il sole, ma un po' più... Speravo che il sole fosse un po' più presente, invece niente. Vabbè, vado a fare ancora qualcosa. Sono appena tornata dal lavoro. Qua all'ingresso, a parte le uova, ho aggiunto i nuovi fiori che mi sono arrivati la scorsa settimana. E qui ho aggiunto questa ghirlanda che forse non è adatta a questo periodo, ma siccome io ho bisogno di colore ho deciso di metterla lo stesso, perché ho proprio bisogno di vedere un po' di colore visto che è tutto grigio. E niente, questo è il tempo di oggi. Piovigginava prima, ma non è neanche tanto freddo. La macchina segnava 12 gradi. Ho preso anche uno specchio ed è questo. L'ho messo qui, è alla mia altezza. Ma perché sennò avrei dovuto spostare la casetta sopra, avrei dovuto spostarla un po' più su e questo metterlo un po' più alto. Alla fine non ho fatto nessuno spostamento del genere. Vi faccio vedere dei pantaloni, cioè vi faccio vedere i pantaloni, i jeans, come quelli rosa che vi avevo fatto vedere, presi da Shein, ok? Shein credo si dica adesso, qua continuano a cambiare le pronunce. Vi faccio vedere però la versione... Io li ho comprati verde militare, in realtà è più un salvia più che militare. Allora, appena messi mi stavano, la coscia destra mi stava un po' stretta
tempo di tenerli indossati per qualche ora, per le ore di lavoro, e si sono ammorbiditi e sono un po' grandi. Però se avessi preso una S non ci sarei entrata, non sono ancora arrivata a poter usare una S, quindi ho dovuto prendere una M per forza. Però si sono ammorbiditi, quindi non sono più aderenti come erano prima. I pantaloni sono questi, i jeans sono questi. Sì, vedete, sono larghi. Però io ho il problema che ho la coscia alla destra che è molto più grossa rispetto alla sinistra, molto, è abbastanza, sì. E questi qua mi stavano stretti, adesso fanno le pieghe perché sono larghi anche qua. Però ragazzi, io nella S non ci sarei entrata e quindi ho dovuto prendere una M. Sono a vita alta, solo che mi sono larghi anche qua adesso, non capisco. Cioè, potrei provare a comprare una S giusto per vedere se ci entro. Comunque sono fatti così, hanno l'elastico, quindi sono molto comodi e basta, sono dei semplici pantaloni, sono lunghi giusti per me, sono forse un po' corti, ma non è un corto che mi dà fastidio. Riflettendoci, sì, potrei proprio provare a comprare una S e vedere come risulta. Pulisco casa, come al solito, pulisco casa e ho avanzato anche il tè stamattina. Sto provando di nuovo a bere un po' meno latte, anche perché non ne ho in casa e non vado a comprarlo. Credo non andrò a comprarlo fino al weekend, per cui oggi è lunedì, ecco. Non ho latte e lo bevo solo a merenda. Quando vado dai miei faccio merenda, ecco, basta. Sto cercando di limitarlo di nuovo perché ero arrivata a berlo un po' troppo spesso di nuovo. Nelle vecchie abitudini ci si ricasca molto facilmente, questo l'ho visto. Pepe, guarda chi c'è là, guarda lì. Oh, c'è un pepuzzo. Mamma mia, è pazzo. Vi devo fare anche l'aggiornamento alfa, non ci avevo più pensato perché sono tanto stanca e non mi ricordo le cose. Aggiornamento alfa. Dire che sta bene è troppo, poretto, non sta bene. Però niente, ha avuto di nuovo un problema all'occhio, un'infiammazione all'occhio, sicché è riportato dal veterinario. Adesso è in cura di nuovo per l'occhio, però ieri mi sembrava molto meglio, mi sembrava già migliorato. Forse non ve l'avevo detto, era zoppo anche. Ecco. Vabbè, era zoppo e ieri era meno zoppo, dopo più di una settimana, ecco, sta migliorando, mi pare, anche sotto quell'aspetto. Certo è che sappiamo che non sta bene, però alla fine, poretto, tutto sommato non sta così male, ecco, non è moribondo e mercoledì avrà di nuovo un controllo. E via così, praticamente mia mamma è sempre dal veterinario e 1 o 2 volte a settimana almeno è dal veterinario. No, non mangiare la sabbietta, è sabbia, Pepe, è sabbia. Uomo, ma guarda qua che bisteccone, guarda che zizzo. No, adesso non vuole stare in braccio, strano perché lui vuole sempre stare in braccio. Adesso c'è in mente altro. La pappa ce l'hai però, perché dovete sapere, cioè lui chiede sempre cibo, anche se ce l'ha, lui chiede cibo, è una disperazione. Siccome secondo me non farò un video Shein, un video dedicato Shein, vi faccio vedere che cosa ho comprato anche, questa decorazione, volendo ci si possono aggiungere delle cose, insomma, per farla un po' più a tema. Comunque ho preso questa, ma questa l'ho presa ancora da un po' che ce l'ho, ma non ve l'ho mai fatta vedere. Poi ho preso questa scritta che volendo si può appendere perché ha i gancetti, ma io intanto l'ho messa qua così, non era questo il suo posto, ma intanto l'ho messa lì. Quella è da svuotare, sì. E cos'altro c'è qua di nuovo? Questo runner che non ho stirato e si vede, ma questo è nuovo. L'ho preso per fare un po' di colore, un po' primavera. Ho rimesso le palle lì verdi, una e una, due.
E ho altre decorazioni in realtà da poter mettere, però non mi fido tanto coi gatti. Adesso vedrò. E quei tulipani sono ancora lì. Boh, basta. Do una sistemata a casa e nel mentre mi sorseggio il mio tè. E noi ci sentiamo più tardi o... boh, forse. Non lo so. Il piatto è un po' abbondante, ma io ho fame. Sono le 3 di pomeriggio e adesso pranzo qua in Poggiolo. Pranzo con questa vista quest'oggi, che bello. È ventilato, ma beh, ho la dolce vita, però si sta anche senza niente, solo con questa maglietta, ecco. Se è un po' abbondante, salsiccia ne avrei dovuto mangiare una. Patate no, 250 grammi io le posso mangiare. Non le ho pesate, non so se siano 250 grammi comunque. Poi ci sono i finocchi che sono semplicemente fatti al vapore, quindi come le patate. La salsiccia è grassa, però la maggior parte del grasso è rimasto nella friggitrice aria, quindi in realtà sì, ce n'è ancora, ma il grosso è andato via. Che bontà. Qui poi pranzo in montagna con vista, mica balle qua, Sto preparando altra verdura perché il resto dei finocchi è per Franz. Sto preparando altra verdura per stasera barra domani. Ma sento rumori tipo di trivellazioni, però via nel bosco o stanno sistemando delle strade. Beh, questo pranzo ci voleva. Oggi si asciuga la biancheria. Stamattina, prima di andare a lavorare, avevo programmato la lavatrice, tornata a casa, ho steso. Quando mi ricordo, ma cioè per una giornata così veramente era da tanto che non c'era.